E partiamo un po' dalla fine, poi torneremo piano piano nel percorso di Mattei. Mattei, la morte, contributo 01. Un aereo è caduto. A bordo v'erano 3 uomini, il pilota Bertuzzi, il giornalista americano McHale e Enrico Mattei, il presidente dell'ENI, l'uomo che aveva creato la più grande azienda di Stato di tutto il mondo occidentale. Il bireattore veniva da Catania, avrebbe dovuto atterrare a Linate. Invece si è disintegrato in volo nel cielo di Bescapè. Il ministro Bo è il primo a giungere sul luogo del disastro. Come è accaduto? Lo chiediamo a un contadino che abita nei dintorni. Tornando dal paese, ho visto dalle fiamme. Io e il mio amico siamo andati a accertarsi di che si trattava, visto che era un apparecchio che bruciava. Siamo tornati al paese e abbiamo dato l'allarme. A poche ore dal tragico incidente, il ministro Tremelloni ci dice di Enrico Mattei. Sono profondamente angosciato di questa tragedia. Scompare con Enrico Mattei un grande protagonista delle vicende politiche ed economiche della storia recente del nostro paese. Scompare con lui un eroe della Resistenza e un costruttore del miracolo economico italiano, e vorrei dire che scompare con lui un grande servitore del paese. Alla sua memoria noi ci inchiniamo reverenti e commossi. Professor Meacci, vuol collegare lei la morte di Mattei con i fatti precedenti in maniera molto rapida, poi li approfondiremo. È praticamente impossibile, direi, dopo tutto quello che è stato detto in passato. Io stesso poi non sono esperto di questo dibattito che c'è stato nei decenni successivi alla sua morte sulle responsabilità del se è stato un incidente o se è stato un attacco premeditato contro di lui per farlo fuori. E quindi non saprei dare delle risposte a questo proposito, però saprei, come dire, insistere sull'importanza storica e sui soprattutto gli interessi che lui andava a combattere, che innanzitutto erano quelli delle grandi multinazionali, per lo più americane, ma non solo, che erano attive nel campo dell'estrazione e distribuzione del petrolio, dove l'Italia non era presente e certo, per fare la qualcosa l'ENI era stata fondata. Per cui io mi sentirei più di soffermarmi su questo tema piuttosto che sul resto. Sì. Se vuole procedo adesso, nel senso che parlando di questo si può un po' capire come fra le righe nacque un disegno di farlo fuori, perché era stato un leader così importante, un imprenditore così innovatore che francamente aveva rovinato gli interessi di moltissimi, non solo all'interno dell'Italia, dell'Europa, ma soprattutto nel mondo intero, per quanto riguarda le grandi imprese multinazionali, per lo più americane, che avevano già occupato tutte le posizioni possibili nel mondo per estrarre il petrolio. Ecco, era qui che io volevo arrivare, perché la grandezza... Mi scusi, la interrompo, faccio una domanda un po' divagante. Ma era finita la guerra? Sì, mi pare, no? È certo che era finita, ma qui allora... siamo in un mondo completamente diverso, che non è più quello della guerra. No, ma questa è un'altra guerra. E difatti io non mi sto soffermando sui meriti notevoli di Mattei durante la guerra in Italia, eccetera, no, eccetera. Ma dico, ma questo è il proseguo della guerra. Questa è la competizione, diciamo, dove si può fra di noi usare anche il termine di guerra. Abbiamo diversi morti, è una guerra. È la competizione mondiale che era stata in quel periodo praticamente dominata dalle grandi multinazionali. Ma anche prima. E soprattutto in quel momento, aiutano soprattutto anche in questo il nazismo, settore. l'EXO aiuta il nazismo prima della guerra e anche durante la guerra. Beh, lì non si parla di questo, si parla proprio, sto parlando parlando delle multinazionali. Sì, ma di come le multinazionali di cui sto parlando non sono quelle che desiderano un tipo di governo invece che un altro, ma sono quelle che non vogliono che arrivi un altro concorrente nel settore che esse controllano.
E questa è una tendenza che è un po' universale, insomma, a qualunque livello enorme come questo del petrolio oppure più piccolo, nel senso che ognuno non sono cerca... quelle che esportano la democrazia. Beh, non le imprese, non le imprese, no. Le imprese allora che producono petrolio e lo vendono, intanto avevano costituito un oligopolio, appunto, e come tale doveva continuare senza che intervenissero altri che avrebbero allargato i confini dell'oligopolio, nel quale alla fine però lo stesso Eni stava per entrare nell'anno in cui Mattei morì. Ma questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso. Tornando a prima, di cosa stavamo parlando? Delle multinazionali che non vogliono avere la concorrenza. Ecco, ma la grandezza, no, nessuno amerebbe la concorrenza, e lì si parla della concorrenza nel grande mondo dell'estrazione e della distribuzione mondiale del petrolio, dove c'era già un numero sufficiente di multinazionali, erano 7 quelle che formavano le famose 7 sorelle, no? Che già controllavano la produzione e la distribuzione del petrolio in quasi tutto il mondo. Allora, senza entrare nella questione, che ripeto è una questione antica ed eterna, per cui ognuno cerca di difendere il mercato che ha e non ama che altri intervengano per aumentare la competizione all'interno di questo mercato, io volevo solo soffermarmi sulla grandezza di Mattei, consistente nel fatto, indipendente da questi fenomeni qui, che egli cercò di dare con la fondazione, trasformando l'Agip in quella che è diventata l'Eni, cominciò a elaborare una strategia di sviluppo dell'Eni che è consistita nell'internazionalizzazione, nella globalizzazione delle attività di questo nuovo soggetto, come l'Agip non era riuscita a fare. E questa è la grandezza, secondo me, iniziale di questo imprenditore, in una fase storica nella quale, insomma, non si parlava come oggi si parla di internazionalizzazione, di globalizzazione, e l'unico modo con cui se ne parlava, e che era fondato in quel tempo, era che esistevano queste 7 sorelle, le quali avevano occupato tutto il settore in cui si estraeva e si distribuiva petrolio. Dove però, ecco la grandezza di Mattei, egli stesso voleva entrare non mantenendosi nella pianura padana, dove era già possibile estrarre del petrolio, ma estendendo le attività dell'Eni potenzialmente in tutto il mondo, che è quello che dopo è successo. Certo, ma diciamo che la scoperta del gas nella pianura padana fu il primo passo dell'Eni. Ma il gas della pianura padana non era un gas eccezionale e quindi non poteva, si faceva di necessità virtù, perché mancava tutto l'Italia, la gente non aveva di che campare, come si suol dire, e quindi si usava anche quel gas, ma naturalmente non era il futuro dell'Eni. Il futuro dell'Eni naturalmente doveva essere in altri luoghi, ma la sua sensibilità è una sensibilità nei confronti dei paesi più poveri, e le sue proposte di collaborazione con questi paesi e dare un maggiore guadagno a chi era il possessore dei pozzi. Professor Rossi, ci aiuta in questo senso? Ben volentieri, ben volentieri. Io infatti a questo riguardo volevo proprio dire questo concetto. Si diceva della morte di Mattei. Allora, prima di questo faccio un passo indietro. Tra le altre persone che ho avuto la fortuna di conoscere, c'è stato l'ingegnere Accorinti, che è stato lungamente presidente dell'Agip e che era uno dei cosiddetti Mattei Boys, come li chiamavano, e a 30 anni, cioè pensiamo come erano i tempi dell'epoca, Enrico Mattei lo spedì
in Africa occidentale, perché doveva essere l'uomo che avrebbe concluso i rapporti con quelle nazioni dell'Africa occidentale che si erano appena tolti dal colonialismo francese, proprio proponendo le cose che si diceva adesso, cioè questi rapporti 50-50, che erano anche rapporti, e questo è una cosa fondamentale, in cui Leni proponeva di creare una nuova classe dirigente ed economica di queste nazioni. Cioè c'era la scuola ENI per dirigenti di impresa, per dirigenti di industria, e tra i vari racconti che c'erano, che mi raccontava l'ingegnere Corinti, c'era quello che lui praticamente gli era stata data in dotazione una Fiat 1100 gialla con il cane a 6 zampe, e lui dice che tra il 61 e il 62 lui girava serenamente tra Senegal, Costa d'Avorio, tutti i paesi dell'Africa occidentale senza scorta, perché qualsiasi fosse stata la formazione armata che incontravano, sapevano tutti che a vedere una 1100 gialla col cane a 6 zampe era via libera per tutti, perché si sapeva che lì c'erano i Mattei Boys, che erano gli unici che si occupavano dello sviluppo locale, gli unici che trattavano da pari a pari con quelle che erano le nazioni che si erano appena emancipate dal colonialismo francese, e qua c'è una gratitudine immensa che ancora oggi si manifesta da parte di queste nazioni. Io ricordo che non più tardi della scorsa estate, alla memoria di Enrico Mattei è stata consegnata alla nipote, che è vivente, viva Matelica, nelle Marche, e ha un piccolo museo familiare, la più alta onorificenza alla memoria del governo algerino. A dimostrazione di come a 60 anni di distanza esiste una gratitudine naturale nei confronti dell'Italia, nei confronti dell'ENI e nei confronti di Enrico Mattei. Lo sviluppo di quei paesi, e basterebbe semplicemente ancora oggi girare per quelle zone, come mi veniva raccontato, esiste una gratitudine naturale, non in quanto gli italiani sono buoni, ma proprio in quanto siamo stati gli unici, tramite l'ENI, a occuparsi di creare quello che sarebbe stato da loro la nuova classe dirigente, che era una cosa a cui nessuno aveva pensato. E è fortemente provato che Mattei paga il conto, soprattutto per le minacce che aveva avuto esplicite da parte dell'OAS, che era l'organizzazione militare che stava dietro che aveva fatto anche degli attentati a De Gaulle, che stava dietro a chi era contro l'emancipazione e l'indipendenza dell'Algeria, aveva avuto delle minacce esplicite di morte. Niente di più probabile che certamente fu una concausa generale internazionale, ma chi fisicamente aveva la prima intenzione di eliminare Mattei era chi si trovava con il post-colonialismo da gestire e vedeva queste nuove nazioni emergenti dell'Africa entrare nel mondo ed entrare nella storia, farlo sulla pelle dell'economia francese e farlo in una maniera così equa nei confronti di chi effettivamente aveva necessità e aveva bisogno. Ed è incredibile come ancora oggi esista una gratitudine naturale nei confronti dell'ENI e nei confronti dell'Italia. Giustamente ricordiamo che quello che lei sta dicendo è esatto, cioè Mattei, che non c'entrava niente perché era una colonia francese, i francesi avevano cancellato le scuole, i bambini non andavano a scuola perché sennò sarebbero diventati troppo intelligenti e potevano anche ribellarsi. E quando i francesi si ritirarono, io fui in Algeria negli primi anni 70, e nelle banche c'erano ancora ragazzini perché nessuno era capace di gestire una banca, e quindi mancava proprio il personale che facesse l'operazione allo sportello, e trovavano ragazzini di 17-18 anni, quindi mancava una classe dirigente, e il fatto che Mattei l'abbia creata per quello che era riuscito a fare in pochi anni è una cosa fondamentale che dà la misura del personaggio,
professor, cioè ingegnere di tela. Lui aveva fondato proprio la scuola Enrico Mattei, dove diciamo addestrava le persone, non solo il management per il gruppo, ma anche per queste società che partecipavano ai progetti. Cioè lui diciamo che ha rivoltato il modo di estrarre il petrolio, perché mentre prima le 7 sorelle, appunto, loro compravano quella cosa lì e poi tutti i profitti se li gestivano loro, lui ha detto: signori miei, noi dobbiamo qui cambiare. È questo che ha dato fastidio, e ha dato fastidio il suo approccio al problema. Quindi portava quella democrazia che i paesi vincitori della seconda guerra mondiale non avevano mai portato. Esattamente, è questo che dava fastidio, perché chiaramente è andato a mettere proprio, a toccare i punti delicati del sistema, no? È quello che ha dato fastidio. Certo. Ma poi, ripeto, c'è anche proprio questa visione globale dello sviluppo di un paese, no? Cioè lui aveva avuto questa capacità unica. Noi sfortunatamente non ce l'abbiamo oggi un altro Mattei. Non ce l'abbiamo un altro Mattei. E purtroppo ce l'hanno tolto. Quindi... Ma volevo spiegare un po' ai telespettatori. Normalmente le multinazionali prendevano un'area dove trovavano naturalmente i giacimenti petroliferi. Gli davano, comprava a prezzo fisso lo sfruttamento, quindi che portassero a casa un barile o 1 milione di barili. Naturalmente il governo che cedeva questo sfruttamento non aveva nessun interesse. Mattei ribalta la cosa. Dice: lo sfruttiamo insieme, se portiamo a casa un barile o 1 milione o 1 miliardo di barili facciamo 50%, e questo naturalmente andava contro l'interesse, oggi normalmente... la vessazione del mercato delle multinazionali. E allora parliamo un attimo di questo personaggio che ha ribaltato l'economia dell'Italia. Poi lo vedremo anche dalla documentazione di personaggi come Bernabei, che fu direttore della RAI. Questo Mattei aveva capito quello che il regime precedente, quello di Mussolini, non aveva capito. Mussolini non aveva capito che esisteva il petrolio. Era ancora rimasto all'amore, al possesso della terra, e naturalmente gli altri paesi l'avevano scavalcato, e lui nell'illusione aveva fatto tutte le varie, aveva costruito un impero di territori praticamente desertici o poco produttivi, e invece aveva trascurato l'altro aspetto. Ne parliamo con Mattei e Mussolini. Premessa storica. L'Italia, al termine del secondo conflitto mondiale, è considerata una nazione di secondo livello, pari all'Egitto e inferiore alla Jugoslavia, perché Tito era l'uomo di Churchill, che aveva contribuito, con la vittoria sui Balcani, al positivo esito del secondo conflitto mondiale. Tito solo nel 1954 rinuncerà a Trieste e Gorizia e a una parte dei territori oggetto di annessione da parte dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Qual era il progetto di Mussolini dopo la marcia su Roma? Proseguire il primo conflitto, sorta di guerra fredda, per l'annessione delle terre dalmate, proseguendo così la politica dei suoi predecessori, i presidenti Orlando e Nitti. Francesi e inglesi stanno al gioco, preferiscono coltivare il conflitto giuliano-dalmata con l'Italia, così da metterla fuori gioco nella spartizione degli imperi sconfitti: Prussia, Russia, Austria, ma soprattutto l'impero ottomano. L'incompetenza del re Vittorio Emanuele III e dei 3 primi ministri in ordine di successione, Orlando, Nitti e Mussolini, li porta a non accorgersi che inglesi e francesi stanno spezzettando l'impero ottomano secondo i loro interessi, anche al fine di dividersi i giacimenti petroliferi. In definitiva, l'Italia voleva le terre, gli altri i pozzi di petrolio. Per la prima volta nella storia umana, le fonti energetiche passavano al primo posto negli interessi delle grandi potenze. Mentre Gran Bretagna e Francia sanno che l'energia sarà il fattore dominante del futuro conflitto, l'Italia non percepisce il fattore petrolio e ne rimane volutamente fuori. Anche successivamente Mussolini non percepirà l'importanza dei giacimenti e dell'energia come fattore determinante per lo sviluppo del paese Italia.
Nello scontro di El Alamein, Rommel soccomberà per totale mancanza di carburante che doveva essere fornito dall'Italia. Se si fosse concentrato sulle risorse energetiche e sul loro sfruttamento, il futuro dell'Italia non sarebbe stato coloniale ma tecnologico ed avrebbe portato il paese al primo posto perché avevamo i cervelli ma non le tecnologie. Fermi, Marconi, Pontecorvo, Ettore Majorana erano i geni che avrebbero fornito la scienza per le scoperte in grado di sviluppare nuove tecniche e tecnologie che furono costretti a cedere all'America. Questi scienziati inventarono il radar, la comunicazione, la costruzione della prima bomba atomica. Mussolini non dimostrò di essere al passo con i tempi. Preferiva la colonizzazione di montagne e deserti. Era l'unica strada concepita dal fascismo per la rinascita dell'Italia, al punto tale di non sapere di possedere i giacimenti più ricchi al mondo di gas, petrolio e uranio e di non averli cercati nel territorio della Libia. Il fascismo è la spasmodica ricerca del consenso, ma senza un progetto di sviluppo reale del paese Italia. Perdemmo un'occasione unica e con quella anche la guerra. Cosa c'entra Mattei? C'entra perché se i governanti avessero avuto le capacità progettuali e organizzative di Mattei già negli anni 30, l'Italia sarebbe stata la prima nazione a livello mondiale. Ma chi era Mattei? Mattei, erede dell'Agip, una società fallita, nata nel 1926, percepì che il futuro si poteva costruire solo con l'impossessarsi dell'energia e in poco meno di 10 anni portò l'Italia ad essere un paese competitor nei confronti delle potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale. Le vere vincitrici erano state le 7 compagnie multinazionali del petrolio. Mattei fa quello che il ventennio non era riuscito a fare, rilanciare la tecnologia italiana e sviluppare attraverso l'energia la rinascita di un paese sconfitto. Lo sforzo di Mattei non è stato ancora sufficientemente riconosciuto ed è ancora presentato come una figura marginale, mentre è stato l'incipit dell'Italia odierna. Quanto fu importante il professor Andrea Rossi, Mattei, nello sviluppo dell'Italia? Insomma, Enrico Mattei fu tutto perché capì che occorreva energia a basso costo, perché non dimentichiamoci questo, il metano quando viene scoperto a Corte Maggiore per poter essere estratto, quindi per far sostenere le spese dell'estrazione, viene raccontato a De Gasperi come il principio di una possibile estrazione del petrolio. Ed è con quello che Mattei riesce a convincere di non liquidare l'Agip, perché si immagina che ci sia il petrolio, anche se Mattei sa già che il petrolio non c'è. Però intanto il metano è quella cosa che dà 2 cose fondamentali al nord del paese. Alle industrie che stavano ricostruendo offre energia a costo irrisorio rispetto a quello che doveva essere un petrolio di importazione, e contemporaneamente porta il gas nelle case. Noi non abbiamo un'idea, ma veniva raccontato prima bene, ma qua venivamo da una nazione che d'inverno si scaldava con le legna e col carbone. Cioè, noi probabilmente ci manca questo nel ricostruire il nostro passato, cioè che oggi si accende il fornello e purtroppo viene da dire quest'inverno accenderemo un fornello e lo accenderemo contando quanto sta acceso, purtroppo per il costo del metano. Ma noi veniamo da una stagione in cui il fornello si accendeva se sotto c'era il carbone, se sotto c'era la legna, altrimenti il fornello non si accendeva. Quindi non è solamente una questione di industrializzazione del paese, ma è anche semplicemente una questione di welfare, di benessere. C'è una generazione che ha conosciuto le scuole fredde d'inverno che venivano scaldate con la stufa. Certo. Noi sono concetti che probabilmente abbiamo perso o dimenticato, come abbiamo perso e dimenticato la gratitudine per il genio di quest'uomo. Certo. Questo è secondo me da sottolineare. Certo. Allora passiamo a un altro contributo
Bernabei, c'è un'intervista che noi abbiamo ricavato del presidente della RAI, Bernabei, che naturalmente ricorda questo personaggio perché l'ha conosciuto, perché l'ha intervistato, perché era amico di Mattei, e avremo delle spezzoni di questa intervista dove c'è appunto il testimone. Bernabei dice: l'uomo del boom economico. Contributo numero 2. Una persona di grande valore e di grande intelligenza, di una cultura umana vissuta, di una persona molto decisa a fare il bene del suo paese. Il cosiddetto miracolo italiano che oggi non si ricorda, ma che c'è stato. L'Italia negli primi anni 60, nelle statistiche internazionali, è stata al 4° posto tra i 7 paesi più industrializzati del mondo, quindi più ricchi, essendo stata fino al 1945 un paese povero di materie prime, di energia, non ancora completamente industrializzato. La maggior parte della popolazione viveva sulla terra. Questo miracolo italiano, come l'hanno definito all'estero, e gli italiani ancora non sanno che hanno avuto un periodo miracoloso nei 50, 60 e primi anni 70. Il tutto dovuto alle intuizioni geniali di De Gasperi, insomma, questo è il meno. Fu Mattei il principale motore di questa trasformazione dell'Italia da paese povero al servizio di quello o di quell'altro potentato internazionale a un paese di benessere equamente distribuito. Ingegnere Di Tella, ce lo ricordiamo questo paese? È proprio così. A quell'epoca, perché oggi parlare di questo è difficile far immaginare a persone che non hanno vissuto quell'epoca cosa voleva dire riuscire a accendere il gas, come diceva giustamente il professor Rossi. Ricordo quando io ero bambino, a casa giù a Napoli, nel sud, il gas non c'era. Non c'era, quindi accendevamo i fornelli con la legna, col carbone, quindi cioè qui viene fuori proprio la lungimiranza di questa persona, cioè la capacità di vedere il paese, no? Cioè, e questo è l'aspetto che più mi ha colpito, chiaramente indirettamente perché ne sentivo parlare, perché poi le persone che ho conosciuto, i dirigenti che ho conosciuto da ragazzo, da giovane, mi parlavano di queste cose, no? Gente che aveva costruito il gasdotto dalla Russia. Cioè, a quell'epoca noi abbiamo preso il gas dalla Russia. E i tedeschi ci ridevano, dietro. Io ho conosciuto queste persone. E abbiamo fatto un tubo lungo fino in Italia per portare il gas e a dare il gas a tutti gli italiani. Esatto. C'è un genio più grande, professore? E poi non solo dalla Russia, ma poi c'è stato quello dall'Algeria. Anche quello ho vissuto in prima persona, perché in quel periodo proprio c'era un accordo con la società algerina, la Sonatrach, no? Per portare il gas dall'Algeria, ed è stato realizzato un metanodotto in mare. Sì. Le profondità dall'Algeria alla Sicilia. Sì, la Sicilia, eccetera, di cui diciamo noi, e poi successivamente io poi sono passato dalla Stamprogetti alla Tecnomare, poi magari su questo, se vuole, dico qualcosa, perché anche lì abbiamo avuto diciamo un altro presidente dell'ENI che io ho conosciuto direttamente, che è l'ingegner Girotti. L'ingegner Girotti è uno dei Mattei Boys che a un certo punto ha preso lui in mano la società. In quel periodo io penso che l'ENI ha avuto un altro momento di crescita, perché ricordo benissimo, perché è una cosa che ho vissuto proprio in prima persona,
che nel momento in cui per lo sfruttamento delle risorse petrolifere si è passato dalla terra al mare, no? In quel periodo lì, all'inizio, tutta questa tecnologia rimane agli americani. Le prime piattaformine costruite in Italia venivano progettate negli Stati Uniti. A questo punto Girotti, no? Sì. Presidente dell'ENI, ebbe anche lui questa visione, dice: ma perché noi non ci dobbiamo procurare noi queste capacità? E con l'aiuto di altre società italiane costituì la Tecnomare. La Tecnomare nasce per lo sviluppo delle tecnologie marine. Per estrazione gas e petrolio. Esatto. Quindi siamo partiti con questa società, all'inizio eravamo in 5 persone, e questa società, proprio per la scelta delle persone, il discorso delle persone è fondamentale, no? Cioè, certo. Noi nello scegliere persone cernivamo tra le varie università le eccellenze, dove a Padova, a Venezia, a Roma, a Milano, e abbiamo messo insieme una società, alla fine eravamo 200-250 persone. Caspita. E siamo stati i primi in Europa a progettare piattaforme nel Mare del Nord, cosa che era in mano agli americani completamente. Sì. Noi abbiamo progettato le prime piattaforme progettate in Europa, sì, nel Mare del Nord, oltre a quelle che poi abbiamo progettato in Italia. Cioè in Italia ci sono, credo che un centinaio di piattaforme a gas nell'Adriatico, a sud dell'Adriatico, eccetera, eccetera. Alcune con petrolio, pochissime sfortunatamente, ma sostanzialmente è una tecnologia che noi abbiamo portato in Europa, dall'Italia in Italia. Ed eravamo i primi al mondo a fare queste cose, sempre su quell'indirizzo che Mattei aveva dato, esatto, quindi che noi possiamo essere autosufficienti, non occorre, esatto, che noi siamo in coda al branco. Noi possiamo essere in testa. Abbiamo realizzato dei progetti nell'offshore che sono definiti dai nostri clienti americani, sì, delle milestones, delle pietre miliari. Caspita. Quindi, cioè, beh, lei come testimonio l'ha vissuta questa cosa? L'ho vissuta in prima persona. Io ripeto, dopo Girotti devo dire che la situazione è degradata. È degradata perché poi l'ENI è passato in mano agli economisti, addirittura che ne guardavano al profitto. Addirittura a fine anni 60, inizio anni 70, l'unica compagnia in deficit di bilancio era l'ENI. Cioè lo Stato prestava soldi all'ENI perché non riusciva a stare in piedi. Incredibile, ecco, incredibile. Questa era la forza della politica, riuscivano a fare fallire una società a forza di mangiarci sopra, perché le risorse del petrolio sappiamo che se costa 1 l'estrazione, quando lo vendi costa 1000. Ma cioè, quindi il margine di utile è talmente grande che metà basta. Va bene, andiamo avanti col contributo numero 4. Bernabei, Mattei trasforma la nuova Pignone, e vediamo anche un altro atto di coraggio di Mattei. La destra economica per Rivalsa fece una serrata, cioè licenziò tutto il personale della nuova Pignone. Fu Mattei che risolse il problema, perché acquistò dai proprietari l'intero complesso industriale che fabbricava turbine a gas e lo trasformò in una fabbrica di bombole per il gas domestico. E poi trasformò la nuova Pignone in una fabbrica di apparecchiature per attività petrolifere, di ricerca, di estrazione, di raffinazione. Ma quello che nessuno dice portò l'ENI a concludere
un contratto con l'Unione Sovietica per avere la concessione per 30 anni per tutte le attività di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di distribuzione su tutti i territori dell'Unione Sovietica per 30 anni. È mica cosa da poco. E siamo nel 1960, in piena guerra fredda. Sì. In piena guerra fredda lui riesce a trovare questi accordi e apre una strada maestra dove poi si infilerà la Fiat per riuscire a portare le tecnologie della costruzione delle auto, eccetera. Professor Rossi, quanto è importante questa genialità nello sviluppo dell'ENI? Ma è tutto. Io l'episodio della Pignone io lo posso raccontare come episodio di famiglia, perché mio padre è fiorentino, oltre che essere stato un dirigente dell'Enichem, quindi è una storia che ha conosciuto e ha vissuto in prima persona, quella che viene raccontata da Ettore Bernabei, e quella è la visione. Quando noi diciamo che i cinesi, ci stupiamo perché i cinesi il ragionamento che fanno con Xi Jinping è ragionare dove sarà la Cina e il mondo fra 50 anni. Ma io, probabilmente non è molto conosciuto, nel 1959 Enrico Mattei finanzia al suo gruppo dirigente di ingegneri di punta delle migliori università italiane uno studio su cui la domanda verteva come fare, e siamo nel 1959, come fare nel 2000, come fare a raggiungere l'autosufficienza energetica. Il gruppo degli ingegneri, una parte della Cattolica, una parte di altre di quelle che erano le università italiane, gli propone uno studio di fattibilità che tra l'altro molti la guardavano con stupore questa cosa, perché a nessun gruppo diciamo di studiosi, di ingegneri era stato chiesto un'idea di sviluppo di che cosa sarebbe stato il paese 40 anni dopo. Bene, questi gli propongono un'ipotesi di questo genere: per raggiungere l'autosufficienza energetica occorre certamente da un lato contare su quello che era lo sviluppo, come era stato impostato da Mattei fino a quel momento, sugli accordi basati riguardanti il petrolio o con altre cose. Dopodiché gli propone uno sviluppo su quella che era l'energia emergente, cioè l'energia nucleare, e gli propone un modello di sviluppo dove dice: ci occorrono nel 2000 almeno 40 centrali nucleari in Italia, in modo tale da poter dire che siamo autonomi e non dobbiamo chiedere niente a nessuno. Bene, nel 2000 la Francia aveva attive 40 centrali nucleari. Quindi Mattei aveva la visione e aveva trovato un gruppo di studiosi che avevano la visione di che cosa occorreva al paese per essere indipendente, per non dover andare a elemosinare l'energia nucleare alla Slovenia, come stiamo facendo adesso, perché la tragedia di questo nostro paese è la tragedia di un paese che corre al 6%, ma che si trova a dover elemosinare il metano a costi improponibili da nazioni circostanti, o da dover elemosinare la corrente elettrica a nazioni che producono col nucleare a 100 km da Venezia. Bene, nel 1959 Mattei aveva uno studio di fattibilità che era identico a quello che sarebbe stato lo sviluppo francese piuttosto che tedesco per diventare nel giro di 40 anni totalmente autosufficienti dal punto di vista energetico. Questo era Enrico Mattei. Grazie. Allora passiamo al sesto contributo. Mattei, rapporto con la politica, è tratto dal film con Jean-Marie Volonté. Io lavoro, costruisco, rischio sempre con questa prospettiva davanti agli occhi, lo sviluppo del paese. Infatti la benzina costa meno, i fertilizzanti costano il 20% di meno. Ho tolto il deposito alle bombole della Gigas, industria, gente che lavora, il sud. Ecco, tutto è cominciato da qui. E oggi ecco una vasta e importante attività che lei o qualcun altro ieri sera definiva misteriosa.
è che invece i fatti, le realizzazioni concrete, un lavoro sicuro, altamente qualificato per 50.000 persone. E questa sigla ENI, che nel mondo vuol dire semplicemente Italia. È anche una potenza politica, se vogliamo. Vende metano e compra partiti, lei dà i soldi anche ai fascisti. Come la mettiamo col suo passato di capo partigiano? Sì, è vero. Ma io mi servo di loro come mi servirei di un taxi. Salgo, faccio la corsa, guardo il tassametro, scendo e pago. Non è male la battuta. È una figura realistica, professore, giusto? Sì, questa è una battuta notissima, ma ciò a cui dobbiamo pensare e di cui parlerà sempre la storia è il ruolo che Mattei ha svolto nel promuovere l'internazionalizzazione con cui l'Italia da allora ha cominciato a procurarsi le fonti di energia, in questo caso il petrolio. Ricordiamo sempre che l'Agip era stata fondata e poi volevano chiuderla perché si era limitata a trafficare all'interno dell'Italia con piccole iniziative, che sono quelle che poi Mattei sviluppò ulteriormente promuovendo ricerche ulteriori nella pianura padana, anche con un certo successo. Ma l'intelligenza di Mattei andava al di là della pianura padana ed è per questo che contribuì a fondare l'ENI e con la strategia consistente nel usare l'ENI per promuovere la produzione di petrolio nel resto del mondo e importare il petrolio in Italia dal resto del mondo, come facevano le grandi multinazionali americane. E difatti è lì che inizia la più bella storia dell'ENI. In particolare inizia la prima e unica sconfitta dell'ENI nel tentativo di portare avanti questa strategia, che è quella che è consistita nel suo primo tentativo di allinearsi con le multinazionali americane che avevano assunto il monopolio, possiamo chiamare così, della estrazione di petrolio nell'Iran. Nell'Iran di Mossadegh. Sì. È lì che Mattei cerca di aggiungersi e di fare entrare l'ENI in aggiunta alle multinazionali americane già attive in quel paese per contribuire a sua volta a estrarre petrolio e a portarlo in Italia o nel resto non dico nel resto del mondo, ma insomma in Europa, ma soprattutto direi in Italia. No, ma lo vendeva anche le petroliere, poi le vendeva... E poi anche altrove. Sì. Gli fu detto di no, cioè è lì che iniziò il conflitto che durò 15 anni, 10-15 anni con le multinazionali americane. Ed è lì che inizia, secondo me, la grandezza di Mattei, perché invece di arrendersi e ritirarsi in Italia a continuare a fare quello che era stato fatto dalla vecchia Agip, che poteva anche fare, volle continuare a penetrare nel resto del mondo, in questo caso del Medio Oriente, per procurare petrolio in autonomia per l'Italia oppure per altri mercati europei. Ed è così che inizia fra il 56 e il 57 a ricercare e produrre petrolio in Egitto, in Libia e poi per una concessione particolare avuta dal nuovo primo ministro e presidente dell'Iran, nello stesso Iran, ma però in posizione secondaria rispetto a quella che avevano già occupato le grandi multinazionali da anni precedenti. L'altro grande passo avanti al di fuori dell'Italia e quindi all'interno dell'internazionalizzazione delle attività dell'ENI e di produzione di petrolio all'estero si è avuta innanzitutto con l'Unione Sovietica, che fu l'iniziativa più sorprendente e, come dire, apprezzabile col senno del poi, e anche
fortunata, nel senso che nonostante la guerra fredda allora pienamente in corso, la cosa non oltrepassò i confini delle relazioni mercantili, diciamo, di commercio, di import-export di una materia come in questo caso prima come era il petrolio. E questo è stato un po' una fortuna e un po' un successo storico, perché ha introdotto, anche per un altro motivo, che ha introdotto l'internazionalizzazione non solo dell'economia italiana attraverso l'industria del petrolio, ma anche indirettamente dell'economia allora sovietica e poi russa, perché iniziò un import-export di petrolio dell'Italia dall'URSS e di importazione da parte dell'URSS di prodotti mai provenienti dall'industria italiana, che sono un primo esempio di internazionalizzazione reciproca, che è ciò che dopo si è sviluppato in tutto il mondo. L'altro invece, gli altri due paesi su cui Mattei cercò di al di fuori dell'Italia di iniziare attività di estrazione e di commercializzazione del petrolio sono stati l'Algeria e l'Iraq, con i problemi che sappiamo con riferimento soprattutto all'Algeria, dove nacquero complicazioni dovute al fatto che forse è nato lì la prima minaccia di farlo morire, perché da parte di chi stava in Algeria contro, ed era contro anche l'indipendenza dell'Algeria dalla Francia. E anche qui si entra in un settore dove non sappiamo tutto, ma si può solo insinuare o sospettare, come succede solitamente anche per quanto riguarda coloro che hanno contribuito, semmai ci sono coloro che hanno contribuito poi alla sua fine terminale. Ecco, questo per concludere un po' questa visione della internazionalizzazione dell'ENI, che per me è stato il grande merito di Mattei e che forse è anche stato l'obiettivo per cui fondò l'ENI dopo che egli aveva gestito l'Agip, o ritrasformato l'Agip. Si può dire questo, che iniziò appunto dopo che era riuscito ad affermarsi nel resto del mondo, prima contro le Sette Sorelle e poi da solo, promuovendo i contatti con i paesi dove riusciva lui a promuovere l'estrazione di petrolio. Bene, alla fine ritrovò la possibilità di rifare un'alleanza con le stesse Sette Sorelle con cui iniziarono i colloqui nell'anno in cui dopo morì. Certo. Evidentemente aveva acquisito spontaneamente una forza e una rilevanza nel mercato mondiale del petrolio, per cui poteva essere ammesso nell'oligopolio che le grandi imprese americane avevano da sempre costituito, certo, e dentro al quale per prime non lo avevano voluto. Certo. Poi morì e poi quello che successe. Ma diciamo ci privarono di Mattei. Allora, volevo fare un breve inciso. L'Agip, che nasce intorno al 1925-26, perché, come dicevamo nel servizio precedente, a un certo punto Mussolini si rende conto che anche lui ha bisogno di una fetta di giacimenti petroliferi e gli vengono concessi. Questi giacimenti petroliferi dopo 10 anni circa se li vende. Perché? Perché deve fare l'impero, ma non c'ha soldi. Allora, oltre a chiedere alle signore di togliersi la vera matrimoniale e donarla allo Stato, all'impero, no? Si vende i pozzi petroliferi, non so se mi spiego da quale parte stava andando e che futuro avremmo avuto con questo personaggio che si vendeva i pozzi petroliferi, e gli inglesi immediatamente hanno detto sì, li compriamo, no, non ti preoccupare, vai a fare la guerra che poi vedrai come va a finire. E quello, quando cominciò la guerra in Etiopia, in Abissinia, eccetera,
il Papa Pio XI disse: questo è l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Adesso passiamo a un altro contributo. Sentiamo la testimonianza di Benito Livigni, collaboratore di Mattei, cioè come lui aveva già percepito l'imminenza di questo disastro. Poi avremo anche un'intervista di Gelli che ci spiega lui invece cosa era successo. Gelli era molto amico di Mattei, Mattei era amico di tutti, non faceva differenza, ma certamente non si mischiava nelle questioni di Gelli. Gelli era tutt'altra parte e aveva una provenienza totalmente diversa, ma vedremo l'intervista anche di Gelli. Allora, contributo numero 7. Vorrei tornare su Enrico Mattei, del quale sono stato un strettissimo collaboratore, per dire che in Italia è avvenuta qualcosa di orrendo, di sporco. Era stata fatta un'inchiesta quando l'aereo precipitò a Bascapè, un'inchiesta vergognosa che era soltanto fatta da depistaggi. Io nel 1994 ho pubblicato con la Mondadori un libro che si chiama La grande sfida e sono riuscito ad avere dagli archivi americani una serie di documentazione secret o top secret, e con mia sorpresa ho scoperto che tra Mattei e Kennedy c'era una corrispondenza molto molto stretta. L'Italia avanzò la proposta di coprire un ruolo di nazione strategica sul Mediterraneo in sostituzione di Francia ed Inghilterra. Kennedy era d'accordo, però bisognava dare stabilità politica al governo italiano che cambiava ogni mese, ogni 2 mesi. Però per dare stabilità politica bisognava scegliere un uomo e fare delle riforme. Quello che io sto dicendo è in documenti segreti americani. Kennedy esaminò tutti i possibili interlocutori italiani, esaminò Fanfani, via, Gronchi, via, e arrivò a Mattei. Di Mattei Kennedy, e si vede nei documenti che io ho esaminato, era affascinato da Mattei Kennedy. E cominciarono delle trattative. Una prima trattativa, una tranche di trattative, avvenne al Hotel El Cerso di Roma in grandissimo segreto. Mattei non si fece assistere da nessuno, perché era una questione di grande segretezza. Kennedy chiese alle grandi compagnie americane di mettere Mattei in condizione di fare affari, di offrire a Mattei contratti migliori di quelli che Mattei aveva fatto con l'Unione Sovietica. E venne fatto un contratto tra l'ENI e la Esso per la fornitura di 12 milioni di tonnellate l'anno di grezzo a condizioni veramente migliori di quelle che Mattei aveva strappato dall'Unione Sovietica. Dopo l'accordo si passò alla trattativa politica. Da parte americana parteciparono il responsabile della politica estera di Kennedy e quindi Mattei accettò e doveva andare a dicembre a incontrare Kennedy, dicembre 1962, però era abbastanza teso in quei giorni, aveva ricevuto minacce, riceve una sua telefonata. Io avevo un incarico, quello dello scoutman, che è l'uomo dei servizi segreti nel petrolio, quello che cerca di sapere cosa fanno le altre compagnie per cercare di fregarle, no? Mi disse: sto partendo per Gela. Io arrivai a Gela prima di lui, perché l'Agip aveva un aeroporto privato che si chiama Aeroporto di Ponte Olivo, con una pista sorvegliatissima dall'ANIC. La sera prima avevano messo una carica di tritolo e avevano rotto la pista per non farla atterrare, e lui dovette atterrare a Catania. Arrivò intorno alle 13, abbiamo parlato di problemi che c'erano in corso, soprattutto che riguardavano l'Iraq. Mattei sapeva tutto questo e dopo che siamo stati rifiutati dal consorzio iraniano ha detto: andiamoci a prendere il petrolio in Iraq.
si formò un gruppo molto ristretto. Io lavorai con l'equipe che andò in Iraq, molto in stretta rapporto. Si andò in Iraq quando Qassem nel 1958 agosto abbatté la monarchia irachena di re Faisal II. È stato portato a Qassem una credenziale di Mattei, nella quale Mattei diceva: vogliamo fare con voi un contratto paritetico. Qassem ha accettato e ha detto: io voglio però che prima bisogna cacciare via l'Iraq Petroleum Company, cacciare via l'Iraq, un fatto eclatante, straordinario. E così si cominciò a dare assistenza a Qassem, assistenza legale, per vedere dove l'Iraq Petroleum Company aveva mancato, aveva violato. L'Iraq Petroleum Company su 60 rotte concessioni ne aveva solo sfruttato 3. Si era mantenuto in riserva con un atteggiamento di scorrettezza enorme. E così nel 1962, inizi 62, Qassem revocò le concessioni, quasi 57 concessioni, all'Iraq Petroleum Company. Era qualcosa di una bomba, cioè una delle più grandi compagnie del mondo, più potenti, veniva buttata fuori. Perché? Perché Qassem avrebbe fatto entrare l'ENI. Prendite, era il 16 settembre del 1962 e Qassem, con la smania di dimostrare al popolo, alle masse popolari, che stava lavorando per il bene dell'Iraq, rilasciò una intervista che ci fece gelare a quel tempo. Ha detto: io ho revocato le concessioni all'Iraq Petroleum Company e sto realizzando una società paritetica con l'ENI, con l'italiana ENI. Ci siamo sentiti persi. Era grave, gravissimo. Abbiamo detto a Mattei di stare attento, di non viaggiare più in aereo. E quando arrivò in Sicilia il giorno 26, ecco, eravamo terrorizzati. Io ho detto: Presidente, non riparta stasera a Milano, si riposi, non chiami nemmeno sua moglie. Un amico, uno di noi, eravamo un gruppo di Elleni, andrà a Roma, avviserà sua moglie, ma lo farà in modo privato. Per un mese, faccia finta, dice: no, devo andare, devo incontrarmi a Milano con l'onorevole Tremelloni stasera e devo poi partire, devo fare il contratto con l'Algeria, un altro contratto molto osteggiato dalle anglo-americane, ma soprattutto da Fanfani, perché Fanfani non voleva che Mattei riportasse avanti una politica di rottura nei confronti delle 7 sorelle, perché comunque ha voluto partire lo stesso Mattei, e quella sera l'aereo è caduto. Ecco, abbiamo una testimonianza di Mattei inedito, perché è amico di John Fitzgerald Kennedy e di là a qualche mese anche Fitzgerald Kennedy l'anno successivo ci resterà. Evidentemente erano personaggi fuori tempo. Ingegnere Di Tella, brevemente. Beh, questa cosa chiaramente non lo conoscevo, cioè io ho seguito quelli che sono gli sviluppi poi successivi di questa faccenda, e quindi non mi è difficile parlarne perché non fa parte delle mie conoscenze. Cioè, quello che io posso confermare, che è quella che è poi la mia esperienza, è che nel gruppo ENI c'era proprio questo, cioè, quando io sono entrato, c'era proprio questa atmosfera di gruppo, si sentiva il gruppo, si sentiva il gruppo. Io ho partecipato a delle conferenze che l'ENI aveva organizzato sia in Russia che in Cina, ancora ai tempi di Mao Zedong, subito dopo Mao Zedong. Noi siamo andati in Cina e l'ENI presentava le sue capacità, ripeto, allo spettro largo delle sue attività. Quindi c'era l'Agip che diceva: io sono una società petrolifera, io produco, io estraggo olio e gas. C'era la SNAM che diceva: io lo trasmetto, faccio le reti. La SNAM Progetti dice: io faccio i progetti. L'Enichem diceva: io ho la chimica, no? E poi portavano la Tecnomare, la mia società, la società di ricerca del campo offshore. Cioè l'ENI... Facevate tutto. L'ENI si presentava come
il gruppo che aveva la nuova opinione che forniva le attrezzature, i compressori, le turbine su tutte le piattaforme del mondo. I compressori della nuova opinione erano, e credo che siano, adesso non è più nuova opinione, si chiama General Electric, perché è stata comprata da General Electric, ma la tecnologia è sempre quella, ed erano le macchine più utilizzate nel mondo, cioè non si usciva fuori di lì. Certo. E questa era la forza dell'ENI. Certo. E noi le abbiamo svendute o chiuse queste società, diciamo, facenti parte del gruppo. Allora passiamo invece a un'altra, sempre per seguire la traccia della morte di Mattei. Sentiamo Gelli cosa dice, questo grande personaggio che, guarda caso, spunta sempre da tutte le parti. Enrico Mattei e Cefis erano due, e sia Mattei, che è stato suicidato dalle 7 sorelle, e Cefis sono stati due grandi industriali, guardi che sani, veri, perfetti. Mattei venne eliminato perché con un sistema che arrivò con un aereo tale, quell'aereo partì dopo, quando lui discuteva, e ne ritornò uno uguale, ma uguale, messo anche nella stessa posizione, ma con una carica che doveva scoppiare a un determinato momento. E così avvenne. Io con Mattei ero molto amico. Era ex partigiano però. Sì, ero molto amico, ma poi era borghese, lasciò tutto, perché lui, per quanto riguarda la pianura padana, il gas, che è stato lui che l'ha scoperto. E lui aveva dei piani che agli americani non gli stavano bene, quindi l'hanno eliminato. Lo hanno eliminato, ma quello che mi domando, può decollare da un aeroporto normale un aereo e tornare ad atterrare senza lasciare traccia? Allora, che ne so io, non esiste una cosa di questo genere. Tutti gli aerei che vadano, che vengono, che siano gli stessi o diversi, vengono tracciati e c'è un documento, certo, c'è un libro, certo, dove c'è tutto il traffico aereo e anche il volo che ha fatto e la rotta che ha condotto. Lo Stato italiano non se ne accorge. Che caso strano. E lui è amico di tutti i ministri, di tutti i presidenti del Consiglio, è amico di tutti, lo conoscono tutti bene. Nessuno si preoccupa di capire come mai c'è un aereo che va e che torna e poi quando decolla precipita al nord. Questo non si capisce. Allora mi torna in mente un fattore, Borsellino e Falcone. Per me Mattei è stato il primo ad essere sacrificato dallo Stato perché disturbava lo Stato. Certi uomini dello Stato, non gli italiani, perché abbiamo visto gli italiani invece ne avevano grande vantaggio. È il primo ad essere sacrificato. La stessa cosa faranno poi, no? Adesso la sentenza ultima sullo Stato mafia l'hanno archiviata in maniera orrenda, anche se ci sono dei principi giuridici che possono dare ragione, ma non è affatto vero che lo Stato in quel momento non ci fosse nelle indagini di Borsellino e Falcone, e soprattutto lo Stato trattava con la mafia quando Borsellino e Falcone facevano le inchieste. Allora erano i due che parlavano con lo stesso interlocutore. E abbiamo una traccia, adesso facciamo copia e incolla e vediamo come anche nel caso di Mattei lo Stato sia Giano bifronte, da una parte sta di qua e dall'altra invece non sta nella stessa direzione. Andrea Rossi, cosa ci può dire in questo senso? È inquietante,
Io resto inquietato dalla testimonianza di Licio Gelli, è inquietante, perché è vero, effettivamente confermo che quel giorno c'erano 2 aerei gemelli, perché Mattei sceglieva sempre uno dei 2 all'ultimo momento, ed è accertato che era stata messa la carica di tritolo. Certo, questo è un dato accertato dalle indagini, il fatto che poi anche in quel caso è subentrata un'archiviazione. La testimonianza di Licio Gelli è inquietante perché davvero si capisce il livello di interessi superiori che erano in ballo. C'è un dettaglio che fa capire, secondo me, più di ogni altro quanto ci fosse di trama oscura dietro quella morte, ed è una coincidenza abbastanza incredibile. Cioè, nessuno ricorda che il giorno in cui muore Mattei è il giorno di massima tensione della crisi dei missili di Cuba. È esattamente lo stesso giorno. Il giorno di massima crisi in cui non si sapeva se sarebbe scoppiata la terza guerra mondiale, la guerra nucleare, è il giorno di massima distrazione dell'opinione pubblica rispetto a qualcos'altro. Cioè, l'aereo di Mattei cade quando tutto il mondo sta guardando qualcos'altro. Cioè, è la tempesta perfetta, è il momento di massima distrazione dell'opinione pubblica, il momento di massima distrazione generale, mondiale. Guarda caso, l'aereo di Mattei cade esattamente nel giorno in cui non si sapeva se Kennedy avrebbe risolto o no la crisi di Cuba. Quindi quando tutto il mondo guarda altrove è il giorno in cui cade l'aereo di Mattei. Certo. Questa è una cosa curiosa, che secondo me curiosa non lo è per nulla e non è neanche una coincidenza, perché, voglio dire, nel momento in cui Mattei era protagonista e si vedeva in ogni telegiornale, non è in quel momento che avviene l'attentato nell'aereo, è, guarda caso, nel momento in cui tutto il mondo sta guardando qualcos'altro. Certo. L'Italia sta guardando qualcos'altro, e questo è una cosa che a me personalmente ha lasciato sempre inquietato come coincidenza. Certo, ma Gelli dice cita un'altra figura, cita Cefis, mentre Mattei conosceva Gelli, ma certamente non era amico di Gelli, perché Gelli era un fascista di vecchia data, lui era un partigiano. Cefis è iscritto alla P2 e il Cefis diventerà il presidente poi dell'ENI. Sì. E non per caso. Poi, incolpato di tentare un colpo di Stato, il signor Cefis si rifugia in Canada e ci mettono una coperta sopra a questa questione. Quindi quello che tentava di fare il colpo di Stato può vivere tranquillamente fino agli ultimi giorni. Il signor Mattei, che ha rivoluzionato la struttura economica, industriale, tecnologica dell'Italia, e non abbiamo memoria, oggi lo stiamo ricordando brevemente, non viene insegnato nelle scuole. Perché se si insegna nelle scuole, uno impara, dice, ma allora io voglio fare come quello, perché le scuole servono a questo, servono ad insegnare, e questo non avviene. Allora, vediamo un attimo Mattei, che parla appunto, quasi anticipando la sua dipartita: eravamo un gattino. Contributo numero 9. Così, uno di quei gattini dei contadini, magri, affamati, deboli. E si avvicinò piano piano, miagolando, guardando i cani erano dentro che mangiavano, e con uno zampino lo appoggiò all'orlo del catino. Il bracco tedesco gli diede un colpo, lanciando questo gattino a 3 o 4 metri di distanza, con la spina dorsale rotta. E siamo stati il gattino per i primi anni, avendo contro
una massa di interessi paurosa. Il tentativo era o di soffocarci o di lasciarci deboli. E oggi il gruppo Eni è una grossa forza e che può fronteggiare vittoriosamente la grande coalizione dei colossi petroliferi. Ecco, lui aveva già anticipato la soluzione e allora Dulcis in fondo intervista al pubblico ministero Calà, indagine sulla caduta dell'aereo. Allora finalmente a distanza di anni vengono riaperte le indagini, vengono recuperati i pezzi e si capisce quello che è successo. E abbiamo finalmente l'idea che questa Italia non ha ricompensato, perlomeno con la memoria, un personaggio di questo genere. Ricordiamo Fanfani, ricordiamo Andreotti, ricordiamo altri personaggi sicuramente che hanno fatto la politica d'Italia, ma che non hanno meritato quello che si meritava Mattei. Le conclusioni della mia indagine è stata la certezza che l'aereo di Mattei era stato abbattuto con una bomba posta dietro il cruscotto del velivolo, azionata dal comando per la discesa del carrello. Quindi quando l'aereo era in prossimità dell'aeroporto di Linate, già in posizione di atterraggio, nel momento in cui il pilota ha dato il comando per la fuoriuscita del carrello, l'aereo è esploso. L'aereo è esploso, o meglio, è esploso questo piccolo quantitativo di tritolo che ha invalidato il pilota e probabilmente chi era a bordo e ha reso non più governabile il velivolo, distruggendo, fondendo gli elementi di comando che consentivano dalla carlinga di pilotare il velivolo. Poi è divenuto ingovernabile ed è precipitato, infatti, pressoché integro, salvo il tettuccio in plexiglass e tutti i pezzi che sono stati espulsi dall'esplosione, in seguito all'esplosione, però prevalentemente integro, quindi precipitato al suolo. Lo scopo era quello di mascherare il sabotaggio. Ecco, professor Meacci, vuole concludere anche lei? Siamo al termine di questo passaggio. Su questa questione? Ma su questa questione o comunque una sua opinione, un suo punto di vista? Senta, io sono poco esperto di tutte le tesi che sono state costruite, ha ragione o a torto, sulle cause della morte di Mattei. Fra queste, quella a cui ho pensato e che non mi sembra che sia stata invece sostenuta, per cui forse sono io che esagero nel pensarci, riguarda quella organizzazione che si chiama OAS, Organisation Armée Secrète, sì, che era stata costituita in Algeria per combattere l'idea di indipendenza dell'Algeria. E fu fondata nel 1961 e poi chiusa nel 62, quando l'indipendenza venne concessa, e alla fine approvata con referendum il 1° luglio 1962. Mi chiedo, non l'ho letto e quindi è una ipotesi che faccio come privato individuo, se l'OAS abbia meditato una vendetta dinanzi a uno che era andato in Algeria e che stava aiutando e realizzando accordi con quello che sarebbe diventato il governo di lì a poco per appunto fare in Algeria quello che aveva già fatto negli pochi anni precedenti in altri paesi del Medio Oriente. Ecco, è un'ipotesi che anch'io sollevo perché mi ha incuriosito. Fra l'altro credo che ci sia un documento nel libro che ho qui portato in cui l'OAS dichiara qualcosa del genere, che è pronta anche a farlo fuori se non cessa di collaborare
con quelli che stanno per diventare i governanti nuovi indipendenti dell'Algeria. Allora, posso supportare con un fatto: l'OAS non era nemmeno gestita più dal governo francese, perché addirittura l'OAS fa un attentato a De Gaulle. Sì, ne ha fatti diversi, ha ucciso diversi personaggi. Sì. No, ma De Gaulle era presidente della Francia in quel momento, era presidente della Repubblica, quindi fa l'attentato al presidente della Repubblica e se la cava per sbaglio. Quindi non è che si fermasse di fronte a Mattei. Se non è riuscita a fermarsi con De Gaulle, che era la pietra miliare della Francia dell'epoca, Mattei per loro era come diceva appunto, un gattino che si poteva dare un calcio e spezzargli la schiena. Quindi sono d'accordo con lei. Ecco, la seconda conferma che la Francia non ha remore di questo, sempre partiamo da libertà, fraternità, egalità, eccetera, la vediamo con Gheddafi cosa ha combinato. Ha distrutto la Libia e se la sono divisa, perché per carità Gheddafi sicuramente era una persona un po' difficile, aveva tutti i suoi problemi e creava problemi, ma sicuramente la Libia, quando c'era Gheddafi, era 100 volte migliore di quella della situazione in cui ci troviamo noi. Ecco, questo è il punto, per cui sono d'accordo, ma questi sono i francesi. I francesi che nella guerra in Vietnam aiutano i vietnamiti contro l'America. Questa è la Francia. Ma devo aver letto che c'era stato comunque già un accordo fra l'ENI e il governo francese a questo proposito, però non ho i dettagli, non vorrei entrare. No, ma non è così semplice come sta forse sostenendo lei a questo proposito. Un percorso da percorrere, quello che ho detto prima io, che questo riguarda proprio coloro che non volevano l'indipendenza dell'Algeria, oppure altri di cui pure si è discusso in tutti gli anni in cui è stata affrontata la questione. Se lei mi permette, io vorrei concludere in questo senso citando ciò che fu detto in un articolo del New York Times pochi giorni dopo la morte di Mattei, dove c'era un titolo che diceva "Muore l'uomo più importante d'Italia". Questa è una cosa che in un senso è meritata, in un altro senso lo era diventato anche perché era riuscito a controllare il Parlamento, per esempio, attraverso, perché ha dato, lui ha finanziato più di qualche partito dentro al Parlamento italiano. Non c'è dubbio. Ecco, questo è certo, non sono io che lo dico, certo. e aveva la corrente sua all'interno della DC, che allora era partito dominante nel Parlamento. L'altra notizia ultima importantissima invece che volevo qui ricordare e che ho letto in uno dei libri, numerosi libri scritti a questo proposito, è che Mattei stava completando un accordo di pacificazione con le 7 sorelle. È in uno forse in quel libro lì che ha davanti o in altro dove ho letto, e a proposito della qualcosa, Mattei stesso ha fatto delle dichiarazioni dicendo che stava appunto trattando e pretendeva che gli facessero delle concessioni, accettando le quali avrebbe poi anche lui sottoscritto l'accordo e sarebbe diventato uno dei 7, e quindi sarebbe diventato l'8° all'interno di questa coalizione mondiale a quel punto, dato che cosa che si era meritato da solo per il fatto che era diventato uno dei grandi produttori appunto nel mondo di petrolio. Sì, ma non sempre, se io sono sempre per il dubbio, ma non sempre l'abbraccio poi può essere anche fatale, un abbraccio. Comunque è andato così, non si può sapere. Professor Rossi, vuole concludere anche lei secondo una sua visione di questo personaggio e che cosa l'ha colpito particolarmente? Ma a me la cosa che colpisce è che si passa, no, è verissimo tutta la parte anche del rapporto con la politica, quello assolutamente è vero, aveva un suo giornale, perché che era Il Giorno, che tra l'altro fu un giornale a suo modo rivoluzionario, sia come testata che come contenuti, che aveva fior di collaboratori, era diletto da Italo Pietra, anche lui ex comandante partigiano. Certo, era un uomo che usava
la politica. La cosa che a me resta impressa è che per capire anche il tipo di interessi che erano in ballo e vedere che cosa fu l'ENI di Cefis, fino a che poi Cefis non decise di creare una sorta di altro oligopolio con la Montedison nei primi anni 70. Mi viene da pensare, incredibile anche in questo caso, come la prima biografia organica di Cefis è uscita quest'anno. Cioè non è mai uscito fino ad arrivare a quest'anno una biografia di Cefis, che è la persona che dal periodo, mi viene da dire, luminoso di Mattei inizia una stagione opaca nella quale non si riesce a capire più se è l'ENI che finanzia qualcosa, oppure, come poi purtroppo è diventato, è stata la politica che è entrata a due piedi dentro l'ENI. L'ENI che produce utili, l'ENI che invece diventa un carrozzone pubblico nel quale vengono scaraventati dentro anche persone senza alcun tipo di competenze. Cioè, è incredibile questo passaggio da un'era, fra virgolette, luminosa come quella dell'ENI anni 50 e inizio 60, poi un periodo oscuro che è quello di Cefis, poi, come veniva detto giustamente, c'è la stagione Girotti nella quale improvvisamente c'è uno scatto, un orgoglio nuovo, però voglio dire, c'è questo passaggio opaco. C'è questo passaggio opaco nel mezzo. La prima cosa che si vede dalla gestione Mattei alla gestione Cefis è che tanto estroverso e tanto esternava anche visivamente quello che era Mattei, Cefis è un personaggio ombroso. Cefis è proprio, oltre che poi scoprire, come abbiamo scoperto, che era un massone ed era iscritto alla P2, è incredibile, proprio anche dal giorno alla notte, è come se si fosse spenta una lampadina al paese. E da lì purtroppo è iniziato tutto il resto. Siamo arrivati poi a oggi, alla svendita dei gioielli di famiglia, come ebbe a dire in tempi non sospetti quando era segretario del primo PD Pierluigi Bersani. L'ENI è arrivata al punto in cui abbiamo venduto la casa per comprarci la benzina. Incredibile, eppure certo. Siamo arrivati alla fine, siamo arrivati a questo. Abbiamo venduto la casa per comprarci la benzina, e questo è quello che vediamo oggi, che vediamo tutti i giorni. Certo, certo, ma credo che uno sviluppo del paese tramite questa società, se fosse stata gestita col sistema Mattei, oggi la tecnologia delle risorse energetiche sarebbero cambiate, sarebbe sviluppato tutta una tecnologia che oggi ci manca e che dobbiamo andare a comprare da altri. A lei l'ultima parola, ingegner Di Terra. Lei mi ha tolto proprio quello che volevo dire. Cioè, ci manca proprio, ci manca un Mattei adesso. Cioè, noi adesso ci troviamo di fronte a delle sfide globali, no? Dovute a questa emergenza climatica, cioè queste nuove l'energia, le nuove fonti energetiche. Cioè, sicuramente Mattei avrebbe creato una società per il sviluppo delle tecnologie nuove. Sì. E sicuramente, sì. Sicuramente, perché è un'esigenza che abbiamo, che non abbiamo solo in Italia, che ce l'ha il mondo, però noi avremmo avuto le capacità di poterlo fare. Come a suo tempo abbiamo sviluppato le tecnologie marine, togliendo il monopolio agli americani, perché in quel periodo lì, nel 70, 69-70, in Europa non esisteva nulla. Tutte le piattaforme che venivano costruite nel mondo e nel mare venivano progettate negli Stati Uniti. Noi abbiamo progettato le prime piattaforme in Europa, nel mare del Nord. Migliori di quelle degli Stati Uniti. Così era. Quindi, voglio dire, si sente proprio questa mancanza in un periodo in cui ci sarebbe tanto da fare sulle nuove tecnologie. Certo. Questa è la nuova politica dell'attuale presidente dell'ENI, che ha annunciato anche oggi, se vedete sui giornali, ieri ha fatto una dichiarazione su come entro il 2050
l'ENI dovrebbe essere in grado di produrre energia senza addirittura ricorrere al petrolio, se ho letto bene. In ogni caso, senza questa estremizzazione, però è attiva con una direzione particolare nella promozione delle nuove tecnologie. Bene, bene. Speriamo. Dai, che recuperiamo. Grazie del vostro intervento, che è stato interessante, soprattutto nella figura di Mattei, che io mi auguro che ci siano delle generazioni future che lo copiano, che capiscano come si può gestire un'azienda per il bene dello Stato e per bene non dello Stato, degli italiani, di tutti. Certo. Ma ci si può andare d'accordo senza dover litigare ogni giorno e fare le cose che ce n'è per tutti. Quando uno mette uno contro l'altro, dico, con tutto lo spazio che abbiamo e tutta l'intelligenza che abbiamo, fare uno scontro oggi, come vedo nella politica, mi sembra una cosa quantomeno assurda. Certo. Prego. Certo, io vorrei rivolgere invece l'invito ai telespettatori, soprattutto ai più giovani, a informarsi, a cercare di conoscere questo personaggio. In questi giorni, prima della trasmissione, ho cercato un po' così di confrontarmi anche con chi mi stava vicino per capire quanto si conosce di Mattei, e sinceramente le risposte sono state un po' deludenti. Sì. C'è anche chi mi ha detto è quello della luce, quindi insomma, ecco, quindi sicuramente prendere spunto. Noi abbiamo cercato di presentare Mattei anche come uomo, che è sicuramente forse l'aspetto più importante, perché è una persona sicuramente eccezionale. Ecco, non abbiamo parlato magari di quello che ha fatto anche, come dire, parallelamente al petrolio, e pensiamo a tutta la rete di distribuzione della benzina. I distributori dell'Agip, quando sono stati fatti, avevano una concezione nuova, parcheggi molto ampi anche per i mezzi pesanti. Questo ha comportato l'obbligo da parte delle altre compagnie di adeguarsi, quindi fare degli investimenti. Lei, ingegner Di Tella, ha parlato di Metanopoli, ma ricordiamo che ha fatto anche altri villaggi a servizio dei dipendenti, all'Eura, a Roma, e poi anche per il turismo. Ne abbiamo uno qua in Cadore che probabilmente verrà utilizzato forse per le Olimpiadi del 2026. Un villaggio assolutamente inserito nell'ambiente, perché praticamente non lo vedi. Ecco, quindi queste sono cose sicuramente marginali, meno importanti forse di quello di cui abbiamo parlato stasera, però per spiegare che era una persona che aveva una visione globale e si rivolgeva soprattutto al paese, e purtroppo è stato eliminato, e come si diceva ci sarebbe bisogno di averne un altro. E a proposito di persone che si vorrebbero eliminare, abbiamo la nostra immagine qui alla mia sinistra, quella di Julian Assange, che come sapete ormai è chiuso da 10 anni praticamente, si trova adesso in Inghilterra. Nella giornata di ieri si è chiuso il processo d'appello a Londra per valutare l'estradizione chiesta dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vogliono Assange appunto nel loro paese per poterlo processare. È accusato della diffusione di tantissimi documenti segreti, inclusi quelli del Pentagono sui crimini di guerra commessi in Afghanistan e in Iraq. È un giornalista australiano e cercano di chiudergli la bocca sostanzialmente. Ecco, questo è una cosa assolutamente inaccettabile nella nostra epoca, e insomma la libertà di informazione e di stampa deve essere assolutamente salvaguardata, e quindi Assange deve essere anzi lasciato libero di fare il suo lavoro. E noi ci siamo occupati in questi mesi di altre due figure che stanno vivendo un momento difficile, perché, diciamo, tra virgolette, perseguitati dai loro paesi. Uno è Patrick Zaki, lo studente egiziano, ricordiamo, in carcere dal 7 febbraio del 2020, ormai stanno scadendo, nel febbraio del 2022 saranno passati 2 anni, che è il termine massimo della carcerazione preventiva. Adesso c'è una prossima udienza per lui il 7 di dicembre, e ancora, insomma,
è ancora in carcere per come dire, delle accuse che sono assolutamente irrisorie, tra l'altro che sono state dichiarate, che sono state respinte al mittente chiaramente dai legali di Patrick Zaki, uno studente che si occupa di diritti umani e che va chiaramente liberato. Non è sicuramente come dire, un pericolo, un sovversivo, ma un pericolo comunque per la sicurezza egiziana. E invece martedì scorso ha parlato finalmente in tribunale Aung San Suu Kyi, leader birmana, anche lei in carcere, anzi agli arresti domiciliari, scusate, dal 1° di febbraio di quest'anno, quando c'è stato il colpo di Stato che ha deposto il governo da lei presieduto. Anche lei ha risposto, ha respinto tutte le accuse, quella di istigazione al disordine pubblico, che versa in condizioni precarie di salute. Anche per lei un'altra. Ricordiamo che nel 91 ha preso il premio Nobel per la pace proprio per la battaglia che ha combattuto in Birmania o in Myanmar, che dir si voglia, per i diritti umani del suo paese. Ecco, quindi anche per Aung San Suu Kyi noi ci uniamo alla voce internazionale che ne chiede la liberazione. Bene, adesso allora grazie agli ospiti che sono stati con noi, all'ingegner Vincenzo Di Tella, al professor Andrea Rossi e al professor Ferdinando Meacci per averci aiutato a raccontare e a conoscere qualche cosa di più di Enrico Mattei. Noi adesso andiamo in pubblicità, quando ritorniamo parleremo di un'altra purtroppo catastrofe che ha colpito il Veneto, cioè quella del crack delle banche popolari. Sono passati 4 anni dal giugno del 2017, quando è stato approvato il decreto per la messa in liquidazione delle banche, e i risparmiatori si sono trovati dal giorno alla notte senza più i risparmi in banca. Questo dopo la pubblicità, tra poco.